ringraziamenti alle persone presenti. Vorrei parlare un po' del progetto Zelia, che è nato un po' quasi per caso, perché solitamente le manifestazioni vengono fatte durante questo periodo e per questa occasione sono per lo più convegni solamente oppure giornate dedicate alla ricostruzione degli eventi storici. Quindi mi sarà interessante poter reinterpretare attraverso un occhio più contemporaneo, attraverso l'occhio degli artisti contemporanei, quelli che sono stati personaggi, alcuni, per cui abbiamo fatto una selezione, alcuni personaggi che hanno dato un contributo importante alla storia della Sardegna. Naturalmente alcuni sono personaggi che sono un po' ambigui, perché adesso riallacciandoci al discorso dell'assessore di Luigi, alcuni hanno un po' galleggiato sull'ambiguità, ad esempio Giuseppe Manno, perché Giuseppe Manno era un grande politico, però come dire, aveva una predisposizione per l'appoggio alle idee piemontesi piuttosto che alle sarde, però questo dal punto di vista politico, però è molto importante per la Sardegna dal punto di vista culturale e letterario, perché poi è colui che ha redatto la più grande, forse la più completa storia della Sardegna, quindi ha dato un contributo se non dal punto di vista, come dire, sociale diretto e politico, ma dal punto di vista culturale, che poi si è tramandato come la storia della Sardegna ufficiale. Gli artisti che sono stati invitati hanno realizzato tutte le opere appositamente per l'evento, quindi sono tutte inedite. Sono 8 artisti, 7 artisti e un illustratore che è Emanuele Mileto, che verrà in seguito per parlare dell'illustrazione legata alla lingua sarda. L'interpretazione che è stata data ai personaggi è un'interpretazione non diretta, quindi alcuni hanno preferito magari fare una illustrazione quasi trasversale, magari analizzando alcuni aspetti un po' meno conosciuti del personaggio. Quindi ad esempio possiamo parlare delle opere realizzate da Narciso Bonni, che per quanto riguarda Antonio Gramsci ha fatto una doppia opera, una che riprende un po' la figura quella più conosciuta di Antonio Gramsci, quindi il primo piano, con i pianini, mentre una che riguarda un aspetto un po' più intimo della sua vita, che è quella legata alla sua vita familiare. Infatti non tutti sanno che la vita familiare di Gramsci è stato un dramma nel dramma, perché poi oltre il fatto della prigionia per vari tra virgolette colpe politiche di Gramsci, la moglie, che si chiamava Iulta, che lui aveva incontrato a Mosca durante il suo breve periodo di permanenza, era affetta da disturbi psichici. Quindi diciamo che oltre il peso di dover sopportare la mancanza del proprio marito, anche lei ha dovuto un po' lottare con se stessa, e quindi una donna che può essere rappresentata fortissima da un aspetto ma fragilissima da un altro. L'altra opera che Narciso ha presentato è il Salvatore Sata, dove praticamente Salvatore Sata di per sé come figura nei tratti fisionomici non esiste. Lei ha scelto di rappresentare l'opera, il capolavoro dello scrittore con il Redentore di Nuoro. Redentore di Nuoro perché si riallaccia al discorso del giorno del giudizio, che tutti sappiamo da parte dei nuoresi del periodo non è stato, diciamo, visto di buon occhio, perché parlava un po' dei fatti dei nuoresi del periodo. Quindi, diciamo, ha fatto un collegamento ideologico tra Nuoro e quindi i racconti del suo capolavoro e lo scrittore. Mentre per quanto riguarda poi personaggi come Raimundo Vilas, che è forse il più recente, quello che è più vicino alla lingua sarda, visto che è stato ed è tuttora il più grande poeta estemporaneo in lingua sarda, Emanuele Muleto ha fatto una illustrazione dove vengono descritte tutte le basi, tutte le caratteristiche basilari della sua vita, quindi non so, ha inserito anche il suo, come dire, più grande compagno, nemico di battaglie, Antonio Cubetti. Mentre alcuni artisti, come ad esempio Vincenzo Fattusi, ha scelto di rappresentare quasi
come dire, ripercorrendo la figura storica del personaggio, però dandogli un aspetto un po' enigmatico e allo stesso tempo ipnotico, perché poi tutti i tratti dei personaggi hanno un significato, come ad esempio gli occhi di Marisol II, che ricordiamo fu il primo re di Sardegna, ha gli occhi che sono identici praticamente ai gioielli della corona che lui porta in testa, quindi questi rimandi riguardanti anche un aspetto anche più privato del personaggio. Mentre molto interessante è l'opera che rappresenta Leonardo Borea, perché forse non tutti sanno, ma ultimamente la notizia sta diventando anche un po' di dominio pubblico, che Leonardo Borea non è quella che tutti immaginiamo che sia la figura che tutti riconosciamo di più impatto. Infatti Leonardo Borea non era né bella e non era questa donna bellissima, perché la figura che tutti noi oggi conosciamo, come giustamente dice Spatusi ha sottolineato, è quella di Giovanna la Pazza, quindi per uno scambio di personaggi a noi ha fatto un'immagine differente rispetto a quella che era. Infatti lei aveva un difetto all'occhio probabilmente causato da uno schizzo di bollente da piccolo, quindi aveva la parte sinistra, la parte destra del viso un po' deformata. Questo ha lavorato agli studi compiuti da Francesco Casula, che è uno dei più grandi storici del Medioevo dell'Università del Cagliari. Mentre poi ci sono alcune opere molto interessanti come quelle di Gianni Casagrande, che praticamente esulano da quello che è il personaggio di per sé, perché lui li fa vivere oltre la morte e anche oltre quelle le opere e le azioni che ha realizzato in vita. Infatti si immagina ad esempio Giovanni Maria Angioи che non muore esule a Parigi, ma da Parigi parte verso Haiti, quasi come un eroe dei due mondi, quasi un nuovo Garibaldi, vive al Correttiano la rivolta delle oppressioni. Quindi lo immagina nella foresta che continua questi anni di libertà, quindi un'immagine che lo rende quasi immortale. Mentre per quanto riguarda Sebastiano Satta, immagina che in quel periodo lui venisse chiamato da un grande regista per realizzare un film su una sua opera, quindi c'è tutta una serie di quasi fotogrammi che identificano il poeta che hanno preso con questa produzione di questo film. Altri due personaggi che sono stati rappresentati da Giovanni Sarri sono Giuseppe Dessì e Emilio Russo. La rappresentazione che viene fatta un po' riguarda una serie di sovrapposizioni di immagini. Infatti, ad esempio, per quanto riguarda Giuseppe Dessì, l'artista ha voluto sottolineare un aspetto molto importante della sua vita, che è quella della scoperta di questa biblioteca nascosta che lui aveva trovato a casa di uno zio, e in precedenza aveva deciso di lasciare per gli studi, di voler fare altre cose. Con questa scoperta si è, come dire, immerso nel mondo della letteratura e quindi ha iniziato a leggere i grandi classici come Schopenhauer, Nietzsche e lo stesso Russo. Quindi l'opera viene composta con una sovrapposizione di eventi, quindi la biblioteca nascosta alle spalle, nell'intermezzo questi personaggi che affiorano quasi dai libri che sono posti nella biblioteca, e poi lui in primo piano che viene praticamente quasi coperto da una pagina di citazioni delle sue opere. La stessa cosa un po' è stata fatta per Russo. La cosa che viene evidenziata poi è l'utilizzo di alcune parole sacre, come Puccio di Grogu, Ziculas, che lo scrittore Dessì, grandissimo scrittore in lingua italiana, inseriva nei suoi testi, quasi a punteggiare il fatto che lui era sardo, era di origine sarda, e c'erano alcune terminologie che non potevano essere tradotte dalla sarda italiana. Due opere invece che rappresentano due personaggi, uno l'ho già citato lui prima, che è Giuseppe Mandel, un po' forse il personaggio un po' più, come ho detto prima, ambiguo. Lo rappresenta con dei simbolismi che
che lo riportano a quello che lui ha fatto in vita. Quindi ha un corpo da violino, perché lui è un appassionato di musica. Questo violino però ha delle corde che non sono quelle tradizionali, ma sono dei fili spinati, perché lui fu uno dei produttori dell'evento del Chiudente. Però questo, diciamo, è coronato poi da un fatto, da quasi una corona dove c'è una ferrovia con un treno che percorre la testa. E questo è praticamente il fatto che anche lui, pur avendo delle idee politiche un po' sbagliate, è riuscito però a introdurre ad esempio una sistemazione strutturale delle vie di comunicazione. Lui infatti era un grande fervente della costruzione delle ferrovie in Sardegna, e poi è stato, come ho detto prima, l'autore della più grande e più completa storia della Sardegna. Mentre è molto interessante, adesso poi riallacciamo in circola il discorso dei dominatori e dei dominati, la rappresentazione viene fatta di Leonardo Aradon, perché viene raffigurato, diciamo, con l'aspetto quasi identico a quello che ha rifatto a noi, però ha questo viso un po' etereo, un po' quasi da fantasma, e il suo viso è circondato da una serie di alberi con del filo spinato, perché poi gli alberi erano il simbolo della casata arborea, e lui poi alla fine fu tradito dai suoi stessi compagni, quindi dalle arboree venne consegnato agli aragonesi, quindi diciamo che poi diventa il torturato diventa torturatore, viceversa. Quindi sono molti aspetti pure della storia che sono, come dire, complicati, un po' più complessi. Mentre per quanto riguarda Gianni Nieto, che ha voluto fare una rappresentazione molto particolare e molto sottile di Grazia Deledda, perché tutti ormai abbiamo in mente l'immagine quella tradizionale di Grazia Deledda, con i capelli raccolti, anziani, grigi, l'immagine classica. La rappresentazione che fa Gianni Nieto è uno sfondo completamente nero in cui compare una scritta e un piccolo segno. La scritta è More, infatti anche il titolo dell'opera è More, ed è una serie di lettere che sono presenti nelle parole amore e morte, che praticamente sono poi i due sentimenti che sono le linee guida di tutte le opere della Deledda, dove c'è questo destino quasi predestinato, tragico, quindi questo sfondo nero probabilmente potrebbe rappresentare anche questo. E l'amore, perché poi anche tutti i suoi personaggi vivono amori che sono più o meno sani, sono anche amori, come dire, tra virgolette malati, e la morte che provoca il dolore, quindi questo continuo rimando dei due più grandi, come dire, sentimenti dell'umanità. Poi c'è un piccolo gesto, che probabilmente è un piccolo segno, che è un segno un po' informe, che probabilmente immerso in questo nero, vicino a queste tre lettere, potrebbe anche rappresentare l'uomo in generale, quindi l'essere umano. Mentre per quanto riguarda Girolamo Manarola, che non è conosciuto da tanti, però è una figura molto importante perché è stato un canonico del Seicento che ha coltissimo, che scriveva soprattutto in italiano e spagnolo, ma che però ha deciso di utilizzare il sardo come quasi prima lingua, quindi è stato forse il primo che ha elevato la lingua sarda a lingua letteraria. Quindi diciamo, questo nel complesso su tutte, fatto una panoramica molto veloce dei personaggi che sono rappresentati nella mostra, quindi anche le diverse tipologie e tecniche di approccio utilizzate dagli artisti. Volevo chiudere dicendo che Zenia è uno di quei progetti che il museo porta avanti da qualche mese, sono progetti di mostre d'arte contemporanea che hanno una durata di 1 o 2 mesi e servono per mettere in dialogo quello che è la tradizione del museo, quindi la natura del museo, che è quella della tradizione tessile, con quello che è la visione dell'arte contemporanea sui fatti che si svolgono ai nostri giorni. Quindi quello che ci interessa come museo è mettere in relazione questi due aspetti, quindi poter far entrare, custodire e preservare la tradizione sarda del tessile, ma poter far entrare anche quello che succede all'interno del museo. Quindi diciamo, questa serie di eventi proseguirà per tutto l'anno, è
Uno di questi progetti è il progetto Face Off, che vede due artisti che si confrontano su una tematica in particolare. Abbiamo già realizzato la nostra con Vincenzo Pattusi e Sergio Frontedo, che hanno affrontato il tema del mascheramento. Il prossimo appuntamento sarà con Giovanni Sanna e Gabino Ganaro, che elaboreranno alcune opere sulla quotidianità e sulla normalità del quotidiano. I progetti proseguiranno poi, mi interessa accennare qualche un altro, proseguiranno con una mostra che commemorerà l'anniversario dei 100 anni dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, con una mostra di Tonino Mattu che si intitolerà La Grande Notte, che inaugureremo a giugno, nel momento in cui ci fu esattamente lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quindi, noi proseguiamo con questa attività, naturalmente saranno anche mostre un po' più vicine all'arte tessile e alla collezione tessile. Infatti l'ultimo appuntamento della mostra Face Off sarà con due grandi dell'arte sacra, Maria Lai e Eugenio Tavolare, che sono un po' più vicini quindi alla tematica della natura del museo. Spero vi piaccia la mostra, io sono contentissimo di quello del prodotto finito e della collaborazione con questi grandi artisti sacri. Adesso sarà l'intervento di Manuele Muredu, che è l'illustratore, no, Fabio Cazza, scusate, che parlerà della lingua sarda attraverso un'altra, come dire, una tematica un po' particolare, che è l'utilizzo della lingua sarda